mezzogiorno in punto, bentornati in diretta con il nostro Focus TG. Un buongiorno da Sharon Di Carlo e Alex Giuliano. Come sempre il nostro sarà un viaggio tra le news del territorio, rimarremo qui a Bassano con tante nuove notizie, ma ci sposteremo anche a Vicenza, Padova, Treviso. Ma da dove partiamo oggi, Alex? Sharon, partiamo dalla zona della Val Brenta, partiamo con un collegamento in diretta insieme al nostro collega Ferdinando Garavello e all'operatore Andrea Benetti. Perché? Perché apriamo questa edizione del Focus TG continuando a parlare dell'allarme siccità, della questione legata anche proprio al fiume Brenta, che ha fatto segnare nei giorni scorsi, pensate, i livelli più bassi negli ultimi 50 anni. C'è chi parla di secca, c'è chi parla proprio di emergenza idrica, ma chi meglio di Ferdinando Garavello, che è sul posto, ce lo può raccontarci tutto. Ferdinando, a te la linea. Buongiorno Alex, buongiorno Sharon, buongiorno naturalmente anche ai nostri telespettatori. Siamo sul Brenta, o la Brenta come si diceva una volta, e come sarebbe bello tornare a dire, per vedere una situazione che è davvero allarmante. Vedete alle nostre spalle, siamo a Valstagna, era il comune, una volta era comune qui, adesso fa parte del comune di Val Brenta, porta il nome di questo fiume che si sta riducendo davvero ai minimi storici. Qui c'è un deflusso davvero minimo, ci dicono gli addetti ai lavori. Addirittura il presidente del consorzio di bonifica Brenta, Enzo Sonza, che avevate ospite solo qualche giorno fa, ha parlato per questa situazione di una tempesta perfetta, ovvero non piove da 3 mesi, in montagna non c'è quasi più un filo di neve, quindi non c'è niente che possa sciogliersi, che possa dare vita a un disgelo, e il fiume sta soffrendo in maniera indicibile. Però noi abbiamo approfittato della presenza di una persona che il fiume lo conosce davvero. Abbiamo chiesto a Ivan Pontarollo, olimpionico di canoa, di dare un'occhiata al fiume, di dare un'occhiata al Brenta, e adesso lui, non so se lo potete vedere grazie alle stupende immagini di Andrea Benetti, sta scendendo in canoa il corso della Brenta per arrivare qui da noi e dirci che cosa ha visto, che cosa ha trovato. Ci sono molti tratti in cui ormai non si può più navigare. Ci hanno detto che quest'estate, se continuerà così, non si potranno fare molte delle attività turistiche e sportive che invece caratterizzano questa parte del Brenta, che richiama, lo ricordiamo, decine di migliaia di persone. Qui vicino ci sono le grotte di Oliero, ma solo gli sportivi che scendono il Brenta in canoa sono tantissimi. Le attività di rafting, le attività sul fiume sono davvero molteplici, e c'è il rischio che tutto questo possa fermarsi, quindi sarebbe una situazione davvero drammatica. Adesso Ivan sta attraccando, non so se sia il termine esatto o se ci sia un termine più corretto, ce lo dirà lui quando scenderà dalla canoa. Vedete, cioè, ha consentito, a prestarci un po' del suo tempo per andare a vedere il fiume da qui in su. Prima ci siamo parlati con lui e le notizie che ci ha dato non erano davvero ottimali. Allora ringraziamo Ivan Pontarollo per essere qui con noi. Ivan, cosa hai visto sul Brenta fin qui? Beh, questo tratto qua è sufficiente, perché a noi ci interessa più che altro la fauna ittica, che qui ha un habitat ideale, perché questa è la portata originale del fiume, non ci sono derivazioni d'acqua né per l'energia idroelettrica né per irrigazione. Dunque io l'ho navigato col kayak, perché il kayak pesca meno, è più piccolino, riesce a passare ovunque. È difficile, è una navigazione diversa, non si può fare assolutamente. C'è una portata estrema, minima estrema. Speriamo in una piovosità imminente, dovrebbe piovere la settimana prossima. Il fiume è, lo vediamo anche dal muschio, no? Il livello medio è quello bagnato dal muschio, mentre a nord abbiamo visto che non c'era muschio, quella è la portata minima che esiste quasi tutto l'anno. Qui invece c'è almeno un metro e mezzo di acqua in più normalmente. Vediamo se Andrea intanto ci fa vedere
Ci fa vedere quel muschio, questa situazione di cui ci sta parlando Ivan Pontarollo, che lo ricordiamo, insomma, se ne intende del Brenta perché ci vive, ci lavora quotidianamente, ma non è solo un problema ambientale, non è solo un problema di siccità. Ne parlavamo con il nostro ospite pochi minuti fa, quando abbiamo fatto un po' il punto della situazione. C'è anche un problema diverso, un problema di intervento umano. Ma diciamo che in questo tratto qua, non essendoci derivazioni, il fiume è una portata minima, sì, ma è sufficiente per la vita del fiume, anche dal punto di vista paesaggistico. Acqua ce n'è abbastanza. Chiaro che per la navigazione la nostra federazione di canoa ha fatto fare una perizia da un ingegnere ambientale, e per noi atleti, per noi canoisti o comunque fruitori ci servono almeno 20 metri cubi minimo, no? E ancora abbiamo incastrato le pagaie durante i test. Sarebbe la portata ideale 40 metri cubi, ma adesso non ce ne sono più di 8 o 10. Ecco, ci parlava il presidente Souza del Consorzio Bonifica di un deflusso qualche giorno fa di 14 metri cubi, se ne tolgono 5-6 per altre cose, resta davvero un deflusso minimo vitale, che però in alcuni punti, soprattutto a monte, è ridotto ulteriormente da centraline e da altri interventi. Sì, esatto, appunto le centrali idroelettriche deviano l'acqua, ne abbiamo 6, questo è l'unico tratto, diciamo, ancora vergine, tra virgolette, dove non è stato deviata l'acqua, e cerchiamo di, con la nostra presenza, con la nostra tutela del territorio, di conservarlo. C'è anche un problema, dicevamo, per la fauna ittica, perché qui non è solo bello da navigare, non è solo bello da vedere, c'è una biodiversità notevole su questo fiume. Sì, l'associazione Bacino Acque Fiume Brenta da tantissimi anni lavora per riqualificare dal punto di vista ittico questo tratto di fiume in loro concessione. Pensiamo che sono i cormorani che mangiano parecchi chili di pesce al giorno, e qui sguazzano perché c'è l'acqua bassa, fortunatamente c'è l'acqua limpida, vuol dire anche acqua pulita. Indicatori biologici sono lo scazzone, il gambero d'acqua dolce e il temolo, sono indicatori biologici di acqua pulita, però il pesce chiaramente con una visibilità così fa man bassa. Alex, a questo punto vi lasciamo spazio se avete una domanda per il nostro ospite o per quello che stiamo vedendo qui noi in questo momento. Hai toccato tanti argomenti, tanti spunti interessanti. Beh, intanto complimenti veramente per le immagini, vero Sharon? Davvero suggestive, questa discesa sul Brenta, insomma non poteva esserci un collegamento migliore per iniziare questo nostro Focus TG, che racconta le cose, le insomma, notizie, i fatti del Veneto, dal Veneto in diretta. Dicevamo, hai toccato tanti argomenti, Ferdinando, forse una domanda sul turismo sportivo e non solo lì in Val Brenta, cioè con questo momento, insomma, di difficoltà, di secca, con lo sport anche da fiume che risente, insomma, di queste ripercussioni, a livello turistico ci possono essere dei momenti di calo adesso, oppure la stagione promette bene? Lo chiediamo al nostro ospite Ivan, ci chiedono da studio se questa situazione, se dovesse inoltre perdurare durante l'estate, possa creare danni, disagi al comparto turistico, che sappiamo che in questa zona è davvero importante. Diciamo che sicuramente è un ulteriore botta dopo tutta questa serie di negatività che sono successe nella nostra storia. Sicuramente ne soffrirà di più l'agricoltura, perché chiaramente adesso partono tutte quante le colture, soprattutto adesso che non importiamo grano, sono tutte riflessioni che dobbiamo fare per un equilibrio che dobbiamo avere anche a livello territoriale, sia dal punto di vista energetico, sia dal punto di vista della qualità della vita e anche dal punto di vista dell'agricoltura e della produzione. Non è possibile non coltivare campi, perché ci danno i contributi dell'Unione Europea, e avere i campi incolti e comprare il grano dall'Ucraina. Su questa riflessione, Alex, che lanciamo anche ai nostri telespettatori, naturalmente su un sistema che parte dalle montagne alle nostre spalle e arriva nelle campagne ricche della Pedemontana, ne abbiamo parlato anche con gli addetti ai lavori pochi giorni fa. L'asparago comunque ha bisogno di un po' d'acqua, adesso è iniziata la stagione dell'asparago bianco, ma tante sono le colture che tradizionalmente cominciano con l'irrigazione attorno al 25 aprile. C'è il rischio che quest'anno si vada molto
molto prima, quindi è tutto un sistema da vedere. Noi non possiamo fare altro che raccontarlo ai nostri telespettatori con questi viaggi, in questo caso lungo il Brenta, ma lungo una cultura, lungo una tradizione, lungo la storia del nostro territorio. Con questa riflessione ringraziamo Ivan Pontarollo che è stato con noi, adesso continuerà il suo viaggio lungo il Brenta, anzi lungo la Brenta, per vedere che cosa sta succedendo lungo il corso del fiume, e vi cedo la linea. Grazie Ferdinando Garavello, grazie Ivan Pontarollo dalla Brenta. Noi ci spostiamo di nuovo, torniamo meglio in studio, Sharon, per lanciare la pagina della cronaca nera. Apriamo la pagina o lanciamo la pubblicità? Ma quale delle due? Pubblicità. Pubblicità. A tra poco. A fra poco. Bentornati in diretta con il nostro Focus TG. Come vi dicevamo prima della pubblicità, abbiamo tante purtroppo notizie di cronaca nera. Alex, partiamo da Mareno di Piave. C'è stata una tragedia ieri sera, un 91enne è morto bruciato mentre dava fuoco alle sterpaglie. Vediamo. L'orribile scoperta poco prima delle 18, quando un passante ha notato il corpo carbonizzato in un fossato. Anche l'erba tutto attorno era bruciata. Il 91enne Ferdinando Gaiotto ha trovato la morte nel modo più orribile, tradito probabilmente dal fumo delle sterpaglie che aveva deciso di dare alle fiamme in un terreno retrostante il cimitero di Mareno di Piave. I rilievi dei carabinieri hanno escluso che possano essere state coinvolte altre persone nella tragedia. Si è trattato dunque di una tragica fatalità. Sono stati effettuati rilievi per scartare ogni ipotesi di intervento, di terzi e quindi di reati. Sembra che il pensionato per abitudine bruciasse sterpaglie. Non è escluso dunque che Gaiotto sia stato colpito da un malore o abbia respirato i fumi che gli hanno fatto perdere conoscenza. È ruzzolato nel fossato e lì ha trovato la morte, il corpo avvolto dalle fiamme. Non è riuscito a chiamare aiuto. Quando i soccorritori sono arrivati nel campo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Un dramma che ha turbato l'intera comunità di Mareno. E diamo una notizia, Sharon, in diretta dell'ultimo minuto, insomma, un boato improvviso, fortissimo, che è stato avvertito anche a diversi chilometri di distanza. Questa mattina attimi di paura a Camisano Vicentino, la sede della Serial Docs. Insomma, si teme che possa essere un incendio o un incidente in fabbrica la causa, insomma, di questo problema. Sul posto sono accorsi immediatamente i vigili del fuoco. Comunque vi aggiorneremo durante il corso del telegiornale, dovessero esserci delle... Assolutamente, vi terremo sicuramente informati. Proseguiamo con la cronaca, ci spostiamo a Galzignano. Grave infortunio, un 68enne è rimasto ustionato mentre stava smantellando una cisterna di gasolio. Stava cercando di smantellare una vecchia cisterna di gasolio posizionata nel giardino di un'abitazione quando è stato investito da una fiammata. Un 68enne è rimasto ferito dal ritorno di fiamma mentre la stava tagliando con il flessibile. L'incidente è avvenuto in via Cingolina a Galzignano Terme. Le cause della fiammata sono state probabilmente causate da una bonifica non appropriata del contenitore. Molto probabilmente, infatti, all'interno della cisterna in fase di smantellamento era rimasto qualche residuo di gasolio. L'uomo ustionato è stato soccorso dai medici del SUEM e trasferito in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la cisterna. Malore improvviso per il sindaco di Venezia Brugnaro, ricoverato in ospedale a Padova. Sono stabili le condizioni di salute del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, portato ieri sera all'ospedale di Padova dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava a Borgoricco. Fonti vicine al primo cittadino veneziano confermano che Brugnaro ha trascorso una notte tranquilla, ma che i medici ritengono di volerlo tenere ancora in osservazione. Secondo le prime informazioni, il sindaco di Venezia, 60 anni, era a cena con degli amici quando all'improvviso ha accusato il malore. Immediata la chiamata al 118. Da Borgoricco, il leader di Coraggio Italia è arrivato alle 23 in ospedale a Padova in codice rosso, dove inizialmente è stato ricoverato nel pronto soccorso del Policlinico, in osservazione prima di essere portato in terapia intensiva per motivi prudenziali, dove ora sono in corso ulteriori accertamenti. Tanta la paura, ma ora il pericolo sembra scampato, fanno sapere dall'ufficio stampa del sindaco. All'arrivo in ospedale Brugnaro risultava cosciente, seppur provato da un evento acuto. E ieri vi abbiamo raccontato dell'incidente a Preganziolo, un incidente che è costato la vita
a due donne, Miriam e Mara, amiche da una vita, che stavano facendo ritorno da una serata al bingo. Torniamo su questo drammatico fatto di cronaca nel prossimo servizio. Era il loro mercoledì sera, l'appuntamento settimanale che Miriam Cappelletto e Mara Visentini non perdevano da anni. Si erano conosciuti attraverso i figli. Quello di Miriam, il più giovane Matteo, giocava a calcio insieme al figlio di Mara. Ieri sera erano uscite dal bingo di strada Terraglio intorno all'1 per tornare a casa, dalle loro famiglie. Vivevano a pochi chilometri di distanza, guidava Mara. La donna, 63 anni, casalinga, viveva in questa villetta lungo il Terraglio ai confini con il comune di Mogliano insieme al marito, un imprenditore della zona. Questa mattina nella villa sono arrivati i parenti per stringersi attorno all'uomo, mentre nella casa di Miriam, pochi isolati più in là, in via Manzoni, porte e scuri erano chiusi. Qui la donna viveva con i 3 figli, 2 gemelli, Matteo e Martina, e il più grande, Massimiliano. Miriam Cappelletto lavorava come segretaria alla Veat di Dosson di Casier. Me l'hanno portata via, ci dice con un filo di voce il compagno Ivo Piovesan, 10 anni passati assieme. Miriam era una donna meravigliosa, splendida e solare, riesce a dirci ancora. Ne troviamo conferma anche dal suo vicinato. L'ho vista tante volte a Casier, a Dosson, a fare servizio presso il volontariato della parrocchia a servire al banco. Sgomento anche il sindaco di Preganziol, Paolo Galeano, che non conosceva personalmente le 2 donne, ma oggi ha avuto parole molto dure parlando di omicidio stradale. È stato un risveglio agghiacciante, proprio perché sapere di 2 vite spezzate in questa maniera è una cosa inconcepibile e intollerabile. E sembra proprio che dalle dinamiche, dai primi rilievi, la velocità del mezzo che sopraggiungeva alle spalle di quello condotto dalle nostre 2 concittadine andasse a una velocità elevatissima, e questo lascia ancora più sgomenti, perché è davvero intollerabile che condotte di questo tipo portino poi a spezzare appunto 2 vite. Siamo in un tratto che è fuori dal centro abitato, c'è il limite di 70 all'ora, le regole parlano chiare, e quindi insomma siamo abbondantemente e dolosamente fuori dalle condotte. Adesso la giustizia farà il suo corso e chi dovrà pagare pagherà. E ieri, proprio nella nostra striscia quotidiana dedicata all'informazione, Sharon, abbiamo raccontato dell'emergenza incendi, non solo in altopiano ma anche nel Bellunese, con l'ARPAV che ha comunicato insieme all'ULS 2 la sospensione in via del tutto prudenziale di tutte le attività all'aperto, proprio per la qualità dell'aria, certo, che si stava respirando. Sì, perché appunto c'è stato un inferno di fuoco a Fortogna ed è stata una corsa contro il tempo appunto per limitare i danni incalcolabili divampato, come avevamo detto ieri mattina. Alex, ha causato un lungo fronte di oltre 4 chilometri, cioè se ci pensiamo è veramente grandissimo. Abbiamo visto anche le immagini, 4 chilometri sono veramente tantissimi, Alex. Fumo denso e aria irrespirabile in quasi tutta la provincia, che è stata ricoperta da questa cappa grigia. Vediamo gli ultimi aggiornamenti. Come ha passato la notte intanto? Beh, la notte è un po' preoccupante, insomma, perché non si sa mai cosa può succedere. Che effetto, che impressione le fa vedere Fortogna e la montagna? Un dispiacere. E da chi? E da chi? Che ci sia una mano sacrilega dietro l'incendio che ha scatenato un inferno sopra l'abitato di Fortogna pare nessuno abbia dubbi. All'attenzione dell'autorità giudiziaria non solo i controlli eseguiti ieri mattina all'uscita delle strade di accesso alla valle, ma anche la circostanza di una esercitazione militare del Comando Forze Operative Nord in corso nella contestata zona del poligono Monte Serva Nord già dallo scorso 9 marzo, che si sarebbe dovuta concludere a fine mese. L'interrogativo è inquietante, si rincorre di bocca in bocca nel paese sotto il costone di roccia, separato dalla statale 51 dalla linea ferroviaria, chiusa per motivi di sicurezza. Uno spiegamento ingente di uomini e mezzi stamattina, mentre ieri sera e per tutta la notte i vigili del fuoco hanno potuto operare solo da terra, bagnando i terreni attorno alle case minacciate dalle fiamme. Il terreno è strafertile, qui non piove da oltre 100 giorni e quindi è una situazione che va monitorata costantemente, però insomma in queste ultime ore sono un po' più rinfrancato dopo una notte di grandi preoccupazioni. Una cappa densa di fumo ha ricoperto
ricoperto la vallata del Piave, aria irrespirabile. L'ARPAV con l'ULS 1 hanno invitato i cittadini a limitare l'attività all'aperto e a tenere le finestre chiuse. I risultati dei campionamenti eseguiti stamattina si avranno solo a tarda sera. Qui finché non si spegne l'ultima fiamma bisogna stare veramente attenti, e quindi un invito un po' a tutti i miei cittadini qui di Fortogna di stare attenti, ma soprattutto di avvisare qualora ci siano dei focolai che partano e che mettano a rischio le abitazioni e le persone. Dalle prime ore di questa mattina Canadair ed elicotteri dei Vigili del Fuoco e della Regione hanno effettuato i lanci, dividendo l'impegno fra Fortogna e la vallata Zoldana, dove l'incendio fra Igni e Soffranco ora sembra sotto controllo. La 251 resterà chiusa almeno fino a lunedì per consentire a Veneto Strade di eseguire la realizzazione di un paraschegge lungo almeno 600 metri per scongiurare il rischio della caduta di sassi sulla carreggiata. Problemi all'acquedotto di Rio dei Frari, minacciato dal fuoco, hanno consigliato le autorità comunali a invitare la popolazione a limitare l'uso di acqua potabile e a bollirla se utilizzata per scopi alimentari. Incalcolabili danni ambientali e timori per ciò che potrà accadere a emergenza conclusa, quando la montagna sarà certamente più fragile. Frane, smottamenti saranno più frequenti, e questo è sicuramente un grande rischio, anche perché l'abitato di Fortogna si trova sotto la montagna, e quindi questo secondo me è molto preoccupante. Faremo delle indagini geologiche quanto prima per cercare di capire come poter intervenire per salvaguardare questo paese, il nostro paese. E continuiamo con la cronaca, Alex. Assolutamente, pagina di cronaca ricca come sempre, quella del nostro Focus TG. Ci spostiamo adesso a Padova per parlare di un fatto grave. Picchia la moglie davanti ai figli, quarantenne violento, è stato allontanato da casa. Le botte, gli insulti e le minacce davanti ai figli costretti ad assistere alla violenza che il padre metteva in atto sistematicamente nei confronti della loro mamma. Un quarantenne residente a Padova è stato allontanato dalla casa familiare e ha il divieto di avvicinamento alla moglie. Il calvario della donna, costretta a sopportare l'aggressività del marito, era iniziato nel maggio del 2020. L'uomo si presentava al lavoro impedendole di entrare in ufficio e voleva che lei rimanesse sempre a casa a badare i figli. A luglio la donna, approfittando dell'assenza momentanea del marito, aveva trovato il coraggio di denunciare i soprusi, stanca anche del fatto che lui non provvedesse mai ai bisogni della famiglia e per giorni sparisse da casa. Le indagini della squadra mobile hanno così portato alla misura dell'allontanamento. E ora ci spostiamo a Tiene, perché quello di ieri è stato un pomeriggio di violenza e baby rapine. Tiene. Minorenni ragazzini che si sono recati al comando della polizia locale nord-est vicentino a Tiene per denunciare di aver subito furti, aggressioni, rapine da parte di un gruppo di 4 sedicenni nel pomeriggio di ieri. Chi derubato di bici e zaino, chi rapinato con violenza del borsello, dello smartphone, dei soldi in zone diverse della città. A quel punto sono scattate le ricerche da parte degli agenti che con l'ausilio del sistema di videosorveglianza sono riusciti a rintracciare 4 ragazzi, ognuno dei quali in sella ad una bici. Nonostante i tentativi di fuga sono stati tutti bloccati nel corso della giornata, 2 mentre tentavano di prendere il treno per tornare a casa. Si tratta di sedicenni di Vicenza, i presunti responsabili ora nei guai, che dalle ricostruzioni fornite dalla polizia locale sarebbero arrivati a Tiene in treno, asportando le biciclette da rastrelliere in varie zone della città per poi rapinare i minori. Dure le parole del sindaco Giovanni Casarotto, che ha condannato le situazioni di baby gang che arrivano da fuori territorio e che rilancia sulla necessità di attivare un presidio della polizia locale nella stazione dei treni di Tiene, per cui è in corso verso RFI una richiesta formale. Intanto si cercano i proprietari delle 5 biciclette in foto. Sharon, io chiuderei per il momento la pagina della cronaca per poi riaprirla nella seconda parte del nostro Focus TG. Abbiamo un ospite. Abbiamo un ospite che sta per arrivare in studio, parleremo di agricoltura, parleremo di stalle, di allevamenti, insomma parleremo anche di problematiche del nostro territorio, di soluzioni per superare le problematiche. Tutto questo però dopo la pubblicità. Un attimo di Rimanete pubblicità. con noi. 12:29, torniamo a Focus TG, torniamo in diretta perché
ci ha raggiunto il nostro ospite di oggi. Finalmente possiamo svelarlo. E possiamo svelarlo, anzi direi, dici tu di chi si tratta, visto che sei andato a trovarlo qualche giorno fa, quindi lo conosci molto bene. Francesco Reginato, allevatore di Fonte. Buongiorno Francesco. Buongiorno a tutti. Francesco, di cosa ti occupi? Raccontaci un pochino chi sei, che cosa fai. Con la mia famiglia gestisco un'azienda agricola, siamo a Fonte, abbiamo un allevamento di vacche da latte e con una parte del latte prodotto, una parte lo vendiamo, una parte lo trasformiamo direttamente noi in formaggi, yogurt o gelati. Quindi Alex direi la persona giusta per parlare di questo argomento. La persona giusta per parlare di latte, per parlare insomma di vacche, perché si chiamano così. Rimaniamo precisi. Assolutamente, per parlare di allevamenti e non solo. Io direi però, Sharon, se sei d'accordo, di fare una piccola introduzione. Partiamo da lontano, partiamo dall'emergenza siccità, dall'agricoltura in ginocchio e dalle dichiarazioni dell'assessore regionale Federico Caner, che insomma ha fatto un quadro molto preciso delle difficoltà che sta attraversando adesso l'agricoltura e gli altri comparti legati appunto al mondo dell'agricoltura in Veneto. Poi rientriamo subito in studio e commentiamo con Francesco. Vediamo. Devo dire che in questi anni la Regione Veneto ha investito molto sul tema dei consorzi di bonifica, ci sono ancora nuovi investimenti in corso, oltre a quelli programmati sul PNRR nazionale, quindi la volontà nostra è quella di continuare ovviamente a investire per un uso risparmioso dell'acqua. L'emergenza è qui e ora e dopo 100 giorni senza pioggia non potrebbe essere altrimenti, ma il problema è strutturale. Non disperdere l'acqua quindi resta una priorità per l'assessore regionale all'agricoltura Federico Caner. Penso che su questo si debbano aprire anche dei ragionamenti importanti per quanto riguarda per esempio il tema dei bacini d'accumulo, che diventano sempre più fondamentali in tutto il territorio, l'utilizzo anche delle cave dismesse. È ovvio che questo non è semplice, nel senso che ci vuole una normativa anche adeguata, però dovremmo pensare ad oggi e anche per il futuro una gestione dell'acqua con una visione a 360 gradi, perché diventerà un problema non solo per l'agricoltura ma insomma per la sopravvivenza stessa. Settore primario già provato dal caro energia e dalle difficoltà di approvvigionamento su tutte quelle connesse al reperimento di mangimi per il bestiame, con relativa esplosione dei costi di produzione del latte. Noi sappiamo che i nostri formaggi tipici locali DOP e IGP sono fatti con latte veneto, quindi la mancanza di latte veneto fa sì che si rischi anche di perdere una denominazione importante. Chiaro che per reggere l'urto occorre accorciare le filiere dell'agroalimentare, rendendo più remunerative anche colture mandate in pensione. Lo stesso presidente Zaia nei giorni scorsi aveva rilanciato il tema della sovranità alimentare, condiviso poi dal tavolo delle regioni. In questo momento in primis noi dobbiamo produrre, essere autosufficienti con la produzione di frumento, di mais. Noi non troviamo più né mangimi e nemmeno fertilizzanti che provenivano purtroppo dall'Ucraina. Allora Francesco Reginato, abbiamo sentito insomma le parole dell'assessore Caner. La situazione, assolutamente, la situazione è difficile per quello che riguarda proprio il reperimento delle materie prime, del mangime, insomma, quindi ti chiediamo qual è la situazione, visto che lei la vive da vicino, insomma è la realtà con cui si confronta tutti i giorni, e poi effettivamente è così complicato in questo momento gestire una struttura come la sua? Beh, è molto complicato, c'è poco da dire, perché tutte le materie prime rispetto agli anni scorsi sono praticamente raddoppiate di prezzo e già prima il prezzo del latte era... cioè coprivi le spese, tiravi fuori qualcosina, però non era una cosa realmente redditizia. E adesso, ad oggi, vuol dire svegliarsi al mattino, lavorare e sapere che ci rimetterai i soldi praticamente. Francesco, parliamo di numeri, quando dici è raddoppiato, facci qualche esempio. Parliamo della farina, che l'anno scorso era sui 23 euro al quintale, oggi siamo sui 45, o la soia dai 35 ai 67. E oltre a questo c'è anche il gasolio agricolo, per dire, per lavorare i campi, che l'anno scorso eravamo sui 40 centesimi, 50 nei periodi bassi, adesso siamo sull'1,70 €, quindi anche proprio coltivare tutti i campi per poi alimentare gli animali diventa sempre più dispendioso e difficile.
Francesco, ci spieghi una cosa, che tanti nostri telespettatori, quando parliamo di agricoltura, di allevatori e quant'altro, sono tematiche rurali, sono tematiche che comunque interessano, insomma, i nostri telespettatori, perché fanno parte anche della tradizione del nostro popolo, della gente veneta, assolutamente. Qual è la vita di un allevatore giovane come lei? La giornata, quando comincia, in questo momento qua, che insomma ci sono ancora più difficoltà, ancora più problemi, si lavora di più, si fanno, tra virgolette, anche gli straordinari, insomma, cioè, com'è scandita la sua giornata? Una fotografia della giornata. Beh, le giornate, visto che lavoriamo sabato, domenica, anche i festivi, che gli animali sono sempre presenti, sono sempre più o meno uguali, quindi al mattino noi mungiture iniziamo verso le 6, dalle 6 alle 8, poi facciamo l'alimentazione agli animali e poi si riprende la sera con la mungitura sempre dalle 6 alle 8, e questi sono un po' gli orari, no? Non si scappa da questi sì, esatto, orari da questo qua. non si scappa. Poi nel mentre un giorno magari c'è da lavorare in campo, un giorno comunque la pulizia degli animali, cioè poi ci sono tutti altri impegni che vanno a colmare la giornata. È una routine ben precisa. Prima Esatto. Francesco parlava del costo degli alimenti, no? Delle farine, anche la farina di soia è aumentata, giusto? Di quanto? Qual è il prezzo di aumento? Adesso siamo sui 67 euro al quintale. Quindi noi ne usiamo sui 2 quintali al giorno, vuol dire un 60 euro al giorno in più, così per produrre sempre lo stesso latte e prendere sempre gli stessi soldi. Quindi, cioè, adesso stiamo parlando di un costo di produzione del latte sui 50 centesimi, quando te ne pagano sui 40. Quindi quei 10 centesimi sai che devi metterli tu di tasca solo per fare il pareggio. Certo. La cosa che un po' salva le nostre realtà, salva e distrugge le nostre realtà è che sono tutte aziende a livello familiare. Quindi è il papà col figlio che insieme lavorano, non fai mai conto delle ore, non fai mai conto di pagare un dipendente esterno, però è anche una vita sacrificata ad oggi, perché c'è un conto è lavorare tutti i giorni e dire ok dai, prendo un bello stipendio, prendo qualcosa, riesco a fare qualche giro. Un conto è svegliarsi e dire ok, oggi lavoro per buttare via soldi. Ecco, ma infatti questa è anche una delle domande che tanti nostri telespettatori che interagiscono con noi, che ci scrivono su WhatsApp, che ci mandano mail, che ci chiamano e fate bene, continuate a chiamarci, sapete che noi siamo a vostra disposizione, ce lo dicono, incoraggiano gli allevatori, incoraggiano soprattutto anche i giovani ad andare avanti, perché Francesco, immaginiamo che non sia facile per voi, insomma, appunto, lavorare un lavoro così duro, sapendo che nella migliore delle ipotesi, come diceva, si andrà in pareggio oppure addirittura si lavora in perdita. Questa situazione quanto potete sopportarla? Quanto potete andare avanti? Non c'è bene un quanto, perché cioè anche noi ipotesi decidiamo di chiudere l'attività, cioè quando è chiusa la stalla è chiusa, non è che tra 2 mesi tutte le cose vanno meglio, quindi riacquisti gli animali, perché nel mentre avresti coltivato i campi per dar da mangiare nel periodo dopo, e comunque cioè, vendi tutti gli animali per cui tu negli anni hai cercato di creare una genetica, creare animali che producono, che resistono, e sì, è una disfatta chiudere. Quando si chiude e basta. Raccontaci bene questa questione della genetica, che sono molto curiosa. Perché nell'allevamento, allora noi abbiamo stabulazione libera in stalla, abbiamo il toro che feconda, quindi abbiamo dei tori selezionati che portano avanti una buona genetica, quindi ci sono animali che più o che meno portano a una produzione di latte, portano comunque ipotesi un miglioramento dei piedi, a una struttura dell'animale in maniera che resista. In base un po' dove vuoi indirizzare la stalla, puoi fare animali che producono tanto in breve tempo, o come noi animali che rimangano in azienda per tanto tempo e che producono il giusto, diciamo. Quindi è un lavoro di anni e di anni questo. Sì, esatto. Noi i primi animali in azienda sono arrivati nell'86, quindi dall'86 praticamente ogni anno abbiamo cambiato il toro, ogni anno abbiamo detto questo era meglio di quello, e si cerca di creare non una propria razza, però degli animali affini. Certo.
Sharon, effettivamente quello che dice il nostro ospite Francesco Reginato non lo scopriamo oggi certamente, però è una riflessione da fare. Mentre un bar, un'attività commerciale la si può chiudere per un mese, 2 mesi, 3 mesi e poi riaprirla con delle difficoltà, comunque, chiaramente. assolutamente, con delle Certo. difficoltà, ma insomma è possibile prendersi delle pause. Realtà come quella delle stalle, quella degli allevamenti eccetera, quando si arriva alla scelta di chiudere è poi una chiusura una scelta definitiva, insomma. Però vogliamo lanciare anche un messaggio positivo nell'accezione buona del termine, visto che ultimamente sono 2 anni e mezzo che quando sentiamo parlare di positività siamo scettici, siamo sempre sul chi va là. Però un ragazzo così giovane che si dedica a questo lavoro, Sharon. Sì, un ragazzo così giovane che si dedica a questo lavoro, e so anche che appunto tu continui l'attività di tuo padre, giusto? Perché fate anche formaggio da tanti anni. Sì, esatto, sono 20 anni che mio papà si è messo a trasformare il latte e a produrre formaggio. Quindi sono 20 anni che oltre all'attività di allevamento abbiamo affiancato attività di trasformazione. Quindi produciamo dai formaggi dai più freschi, quindi ricotta, stracchino, mozzarelle, fino a quelli stagionati, passando poi per yogurt e il gelato. Quindi sono prodotti molto vari. Ma da quando eri piccolo che avevi questo sogno? Alla fine quando cresci in un ambiente in cui i tuoi genitori, mio zio anche, lavori in stalla, cioè mi sembra trovarlo, sei là, comunque hai un altro rapporto con gli animali. Certo. E la produttività, quanto ne sta risentendo? Anche a livello di qualità, cioè avere a disposizione meno materie prime, avere dover fare i conti anche con appunto i rincari, perché poi Sharon non abbiamo parlato dei rincari delle bollette, perché chiaramente c'è l'acqua, c'è l'energia, c'è tutte le spese per le forniture, assolutamente, il caro carburante e quant'altro. La qualità del prodotto per un'azienda, gestione familiare, ne risente, oppure sotto quel punto di vista lì non si corre il pericolo che le distrazioni, gli aumenti e quant'altro vada poi a incidere sulla qualità finale del prodotto? Allora, al momento noi teniamo duro, la qualità da parte nostra non ne sta risentendo, perché comunque dobbiamo trasformare il nostro latte, quindi dobbiamo garantire un'ottima qualità. Per altre aziende qualcosa dovrebbe cambiare, nel senso, perché anche noi quando vendiamo il latte siamo all'interno delle DOP, quindi andiamo a dar latte a caseifici che fanno DOP, quindi devi anche tu sottostare a un disciplinare, per cui non è che puoi dar da mangiare quello che vuoi agli animali. E per sottostare a questi disciplinari ovviamente il costo di produzione del latte è maggiore. Allora il punto è che o facciamo un latte più scadente e poi perdiamo tutte le tradizionalità delle DOP, dall'Asiago, Casatella, tutte, o bisogna cambiare totalmente qualcosa. Certo. Francesco, ti salutiamo con una battuta: l'Italia fuori dai mondiali. Cosa mi rispondi? Che è un disastro. Un disastro. Va bene, ringraziamo il nostro oltre alle difficoltà anche questa. Allora, noi ringraziamo il nostro ospite Francesco Reginato per essere stato con noi, per averci accompagnato in questo viaggio nel mondo proprio degli allevamenti, della natura, delle tradizioni e del latte, assolutamente. Adesso parliamo di un piano energetico nazionale che vada ad aiutare artigiani e aziende. Se ne sta parlando, la politica ne sta parlando, Sharon, bisogna agire, che dalle parole si passi ai fatti. Vediamo. Che non possiamo continuare a pagare noi imprenditori gli errori fatti dalla politica. C'è chi dice no, c'è chi dice basta. Pensieri e parole degli artigiani vicentini che chiedono al governo di introdurre immediatamente misure efficaci per compensare l'aumento dei costi dell'energia, anche attraverso un tetto sui prezzi. Ma noi abbiamo bisogno di un tetto per i prezzi dell'energia, altrimenti non sappiamo come soddisfare i nostri preventivi per i nostri committenti.
Senza un tetto sui prezzi dei carburanti per imbrigliare le impertinenze del mercato e le speculazioni, per le imprese è impossibile prevedere oggi i costi finali, un'imponderabilità che sta frenando anche gli appalti e quindi i lavori pubblici. È quasi impossibile fare dei preventivi perché i prezzi hanno delle variazioni così importanti, anche del 25% su una giornata su prodotti della plastica, così come ci sono delle variazioni dei prezzi anche sul ferro. Il ferro non ti fanno più una quotazione, ma te lo diranno il mattino che vai a caricare l'automezzo. Dunque come si può pensare di fare dei preventivi? Insomma, bisogna stabilizzare i costi energetici. Il governo ha tagliato il prezzo del carburante di 25 centesimi, ma per i trasporti questa misura incide poco o niente. Il taglio del costo del carburante, che è stato concesso agli autotrasportatori per 25 centesimi, non serve quasi a nulla, perché già prima gli autotrasportatori avevano un taglio sulle accise di 21 centesimi. Dunque questo non risolve i problemi per gli autotrasportatori. Insomma, servono non elemosine di Stato, ma stabilità, costi certi, la possibilità per le imprese di investire, di programmare e di organizzare il lavoro. Serve un nuovo piano energetico nazionale, ma non domani, ieri. Non è possibile e pensabile che un paese sviluppato come l'Italia non abbia pensato a delle politiche energetiche per tutelare la produzione e lo sviluppo di tutto il nostro territorio. E ora Alex, qualche minuto di pubblicità? Sei d'accordo questa volta? Sono d'accordo, te lo concedo. A fra poco. Ci vediamo tra poco. (12:48), Sharon, torniamo in diretta, torniamo col nostro Focus TG per tutte le notizie del Veneto. Dal Veneto, per i nostri approfondimenti, di che cosa parliamo adesso? Abbiamo parlato prima di crisi del settore appunto dell'allevamento con il nostro ospite Francesco Reginato, abbiamo parlato della crisi degli artigiani, ora parliamo di un'altra crisi, quella del settore dell'edilizia. Vediamo. Noi abbiamo fatto l'1,3% dei fabbricati che sarebbero necessitanti di questa opera e a giugno, se non si è eseguito il 30% delle opere, queste case non avranno più diritto alla defiscalizzazione del 110%. Il dato relativo alla percentuale di abitazioni private finora realizzate in Veneto grazie al 110% spiega senza troppi giri di parole le conseguenze dell'aumento delle materie prime, con una corsa frenetica all'approvvigionamento per rispettare i termini previsti dal decreto. Eppure il 110%, che aveva visto il Veneto tra le regioni più virtuosi in termini di asseverbazioni eseguite, seconda dietro alla sola Lombardia, aveva permesso di registrare un aumento di fatturato del 20%, segnando una ripresa del settore dopo anni molto difficili. A fermare la ripartenza ora il costo delle materie prime. Rame, sempre più difficile da reperire, registra rincari del 43%, costo del latterizio triplicato, gas, energia elettrica alle stelle. A questi va ad aggiungersi il prezzo della manodopera. Le squadre che mettevano in opera i cappotti esterni, che fino a qualche mese fa chiedevano 15-20 euro al metro quadrato, ne stanno chiedendo 50-55. E così lievita anche il costo finale di una semplice abitazione, che aumenta del 20-25%. La conseguenza è che molti cantieri aperti sono costretti allo stop, altri proprio non partono. Noi quotidianamente diciamo di no a 6-7 cantieri ogni giorno per l'impossibilità di eseguirli. Se nei cantieri privati c'è la possibilità di trovare un accordo, ben diverso il discorso per le opere pubbliche. Abbiamo dei contratti già sottoscritti con delle opere già iniziate alle quali non ci possiamo sottrarre perché dovremmo sopportare delle forti penali. Sempre più spesso le imprese si vedono costrette a rinunciare agli appalti. Noi abbiamo già delle gare che sono andate deserte, soprattutto nel settore stradale dove l'incidenza del bitume, quindi degli asfalti, è enorme. Le aziende si trovano così di fronte ad una scelta difficile. Probabilmente è meglio pagare una penale per non portare a compimento il cantiere piuttosto che portarlo a compimento con delle passività insopportabili. E ora Alex, passerei alla pagina del Covid, raccontiamo i numeri di oggi. Apriamo la pagina della sanità, dici bene Sharon, io chiedo alla regia di agevolare i nostri telespettatori mandando in onda la tabella, il report che ci arriva da
Azienda Zero. A proposito, ringraziamo la regia di Renzo Rigoni e Alessandro Costacurta. Sono i dati che fotografano l'andamento dell'epidemia in Veneto nelle ultime 24 ore. Ebbene, i numeri, Sharon, sono leggermente più bassi rispetto a quelli che abbiamo comunicato e commentato insieme. Sono comunque numeri che ancora, e sottolineiamo ancora, implicano una presa di coscienza e di responsabilità da parte attenzione. di tutti, assolutamente, soprattutto dei soggetti più fragili, assolutamente. Il delta dei casi positivi nelle ultime 24 ore fa segnare un più 6.868. Questo che vedete qua indicato è il dato che dovete tenere a mente, quindi sono quasi 7.000 sostanzialmente i nuovi positivi intercettati nella giornata di ieri. Il numero dei casi attualmente positivi in Veneto sale dunque a 74.471, quindi quasi 75.000 persone infette, persone positive in Veneto attualmente. Diamo un'occhiata però a numeri un po' più confortanti rispetto a quelli di ieri, che sono i numeri dei ricoveri in area non critica, meno 14, quindi dopo numeri in salita nei giorni scorsi, adesso fortunatamente torniamo a vedere il meno davanti a questi numeri, a queste cifre, meno 14 ricoveri. Le terapie intensive crescono di una unità, ma non si è neanche lontanamente vicini alla soglia del 10% e quant'altro, insomma, che abbiamo imparato essere il numero, il parametro di riferimento per sottolineare eventuali criticità o sofferenze nel settore ospedaliero. Quindi la situazione è ampiamente gestibile. Purtroppo segnaliamo anche oggi, Sharon, un numero di decessi, questa volta di 5 persone che hanno perso la vita a causa del Covid. Alex, io rimarrei nella sanità perché ci sono ancora segnalazioni di lunghe liste d'attesa per visite nell'UL 7. Vediamo. Il tempo è una componente essenziale per la cura e la prevenzione delle malattie, ma è proprio il tempo, in questo caso il tempo d'attesa, che spinge ogni giorno decine di cittadini a segnalarci quello che loro stessi definiscono casi di profonda disorganizzazione nell'ULSS 7. Ascoltate cosa ci racconta una nostra telespettatrice che si occupa della salute dei suoi suoceri di 76 e 87 anni. Ho prenotato una visita dopo un attacco che è risultata una macchia strana in testa. Ho dovuto prenotare anche una risonanza magnetica per vedere cosa c'è, per approfondire questo problema. E niente, è successo che il dottore ha messo 30 giorni di priorità perché c'era questa macchia e i 30 giorni sono passati il 6 gennaio. Siamo ben oltre i 90 giorni, in barba alla priorità indicata dal medico di base e alle necessità dei cittadini. Ho richiamato e niente, e mi hanno detto che facevano un sollecito, mettevano una priorità, però io oggi ancora non ho sentito nessuno. Ed ecco, anche in questo caso spuntare la sensazione, come dichiara la nostra telespettatrice, che nell'ULSS 7 del direttore generale Carlo Bramezza si tenda a incentivare la sanità privata. I miei suoceri hanno una pensione base, cioè non è che hanno una pensione ricca, dobbiamo aspettare, però purtroppo non è che possiamo andare sempre privatamente. Noi lavoriamo e vogliamo anche dei servizi, ma purtroppo questi servizi non ci vengono dati. Io parlo del San Bassiano, per dopo non parlare comunque il mio suocero che con le visite l'hanno mandato al Sant'Orso, e per cambiare appuntamento, perché io purtroppo ero a casa anche in quarantena, mi avevano dato appuntamento dopo 3 mesi, ho dovuto cercare qualcuno che me lo accompagnasse per non farlo aspettare 3 mesi, cioè è proprio un disagio totale in tutti i campi. Dubbi, domande e i cittadini aspettano ancora qualcuno che dia risposte. Eccoci rientrati in studio. Eccoci Alex. rientrati, insomma sono testimonianze che
Anche se noi siamo giornalisti, siamo abituati insomma a raccontare fatti di cronaca e quant'altro, ogni tanto restiamo anche noi senza parole, perché insomma sono davvero centinaia e centinaia le segnalazioni e si sa, quando si parla di salute si vanno a toccare le corde di una sensibilità e insomma di una opportunità che non può essere minimamente insomma, tolta o limitata ai cittadini. Detto questo, però, Sharon, torniamo a parlare di Covid, perché tu ieri sono stata tra le vie di Bassano a chiedere ai cittadini se avessero paura di una quinta ondata. Sentiamo. Il virus torna a correre, uno sprint inaspettato dopo che i numeri di quest'ultimo periodo facevano sperare ad una seppur lenta resa. E la domanda viene da sé, ovvero se alle porte della fine dello stato d'emergenza il 31 marzo ci aspetta invece una quinta ondata. Sì, sicuramente. La spaventa? No, assolutamente no. Cosa possiamo fare per evitare che ci sia questa quinta ondata? Un po' distanti, stare attenti che si frequenta. C'è un po' troppa libertà anche negli ambienti interni. Io, essendo un operatore del 118, vediamo che lavoro in un ambiente diverso da questo, perché lavoro in Val Camonica, però sono aumentati del 30-40% in questi ultimi 15-20 giorni. Si stanno riempiendo i reparti Covid e purtroppo mi sa che a fine aprile non apriranno un bel niente. Potrebbe essere una quinta ondata secondo voi? Ho paura di sì. Quello mi preoccupa più che altro per i ragazzi, la gente giovane, i bambini, basta. Per adesso non c'è problema. Signora, lei? Io ho paura, veramente, cerco di camminare protetta dove vedo confusione. E nonostante i numeri sempre più in crescita, c'è chi conserva dell'ottimismo, sperando che la nuova stagione porti via il virus. Io spero di no, ma ho sentito che ce ne sono parecchi, però è veloce. Ma è qualcosa che la spaventa o secondo lei con la buona stagione andrà via anche questo? Io penso che con la buona stagione andrà via. Sono positiva. Secondo me la quinta arriva, ma va via subito con la buona stagione. Secondo me la bella stagione porterà via questi numeri, perché siamo fortunati, ci riteniamo fortunati, che tutto andrà bene. Alex, prima abbiamo parlato di disservizi nella sanità, ma anche a Mestre ci sono stati dei problemi all'interno della stazione. Sì, passiamo da parlare delle lunghe code per le liste d'attesa alle lunghe code per avere, e in certi casi non riuscire neanche ad avere il biglietto del treno. Caos, Ferrovie dello Stato, disagi e disservizi, ce li racconta la nostra collega Erinda Chitezza. Da stamattina alle 6 siamo ancora qua a Venezia. Uno stress? Sì, che stress. Quasi un viaggio della speranza? Bravo, quasi come un viaggio della speranza. Ma le difficoltà qui le avete trovate con i biglietti o con i tabelloni? No, perché non funziona proprio niente, è tutto spento, non ci sono informazioni, non c'è niente. Disagi questa mattina alla stazione dei treni di Venezia e Santa Lucia e Mestre. Il sistema informativo è rimasto bloccato e non ha funzionato per tutta la mattinata e il primo pomeriggio. Alcuni pannelli sono stati spenti. Si pensa che il disservizio sia riconducibile all'attacco informatico di ieri subito da Ferrovie dello Stato, che nel frattempo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Tra i viaggiatori però c'è chi non ha riscontrato forti disagi. E le informazioni dei binari dove le avete prese? Ce li hanno forniti il personale della Frecce Rosse. Quindi comunque non funzionavano nemmeno a Roma? E soltanto i cartelloni non funzionavano. Invece i biglietti, per fare il biglietto l'avete fatto online? Online, sì. E andava tutto ok? Tutto bene. L'unica cosa che non c'era l'insegna, ma c'erano le ragazze. Tanti problemi con indicazioni? Quello sì, perché non c'era nessuna indicazione effettiva, però abbiamo avuto il supporto di Trenitalia. I tabelloni però non funzionavano? No, nemmeno a Firenze. No. E il biglietto è riuscito a farlo normalmente, tranquillamente? E l'avevo fatto online, quello funzionava tranquillamente. Gli inconvenienti però non sono del tutto mancati. Non funzionavano i tabelloni delle partenze, degli arrivi, quindi abbiamo dovuto ascoltare la voce. Si sentiva bene oppure c'erano delle difficoltà? Ma diciamo che noi abbiamo scoperto all'ultimo secondo che il nostro treno stava partendo, per cui a Termini, quindi insomma direi che da questo punto di vista sì, non è andata proprio benissimo però. Non c'era del personale intorno che poteva darvi delle informazioni? Non me lo sono posto però no, meno a Termini non ci sta nessuno. Vi
Ricordate le immagini dello scontro violentissimo tra tifosi più o meno 2 settimane fa tra i tifosi del Giorgione e del Bassano pre-partita? Ci sono delle novità, vediamo. C'è anche un 22enne di Romano Dezzelino tra le 9 persone colpite da Daspo decisi dal questore di Treviso nei confronti dei tifosi coinvolti nella rissa pre-partita dello scorso 13 marzo a Castelfranco Veneto tra Giorgione e Bassano. Il provvedimento è stato fissato per 3 anni. Nel caso del 22enne di Romano, il questore di Vicenza ha emesso anche avviso orale e fatto sequestrare tutte le armi che aveva in casa, ereditate dal padre, per una questione di sicurezza. In corso identificazioni di altri soggetti. E adesso l'ultimo break pubblicitario, 2 minuti, e poi torniamo per la parte finale del nostro Focus TG, che è sempre ricca di notizie, spazieremo da un argomento all'altro, quindi rimanete con noi. A tra poco. Focus TG, bentornati in nostra compagnia, saremo in diretta fino alle 13:30. Dove andiamo adesso, Alex? Che ore sono però adesso? Ora sono 12:10 più o meno, di 12:07. Mi fa gli scherzetti, ma la pagherà. Le 13:07. La pagherà cara. Allora, questa è la parte un po' più leggera del nostro Focus TG, perché insomma sono tanti gli argomenti di cui andiamo a parlare. C'è meno cronaca, un po' più anche di notizie insomma, del territorio, cultura, turismo e quant'altro. Adesso parliamo di viabilità, perché come ben sai, Sharon, a Padova è tempo di campagna elettorale e le polemiche dopo i parcheggi si sono spostati sulla viabilità e sui tram. Vediamo. Uno dei temi che irrompe nella campagna elettorale, come è stato nelle precedenti, è il tram. Siamo a Volta Barozzo, dove c'è un comitato che dice no alle rotaie, dice no anche perché il tracciato andrebbe a incidere su delle strettoie. Siamo con Liliana Gori, che è portavoce del comitato No Rotaia. Perché il vostro no? Beh, il no perché comunque siamo sempre dell'idea che in questa città le rotaie sono deleterie per tutti, essendo una città medievale, ma soprattutto in questo quartiere perché andrebbe a rovinare quel tessuto anche sociale passando all'interno del quartiere, non sulla strada pubblica, ovviamente non risolvendo comunque il nodo del traffico che c'è ogni mattina. Qui siamo a Volta Barozzo, i lavori che ci saranno, avete paura che siano molto impattanti anche per la cittadinanza? Il fatto è che ci sono possibilità in determinate città, visti gli spazi, e in altre che non è effettivamente possibile, ovvero se dobbiamo mettere un mezzo pubblico dovrebbe essere molto più libero di potersi spostare nel caso in cui ci siano dei lavori pubblici, incidenti, difficoltà, e perlomeno avere spazi abbastanza larghi per far coesistere anche le auto, non dico solo quelle private ma quelle di lavoro, anche alle auto di poter circolare, poter fare carico e scarico senza doversi fermare su tutto. Ecco, queste le idee e le motivazioni di chi le rotaie non vuole. Ora andremo a sentire chi questo progetto l'ha visto nascere, l'ex sindaco Ivo Rossi. È un'esigenza, credo, di tutte le città europee, tanto è vero che lo stanno facendo dovunque. E noi per fortuna, pur con ritardi, siamo riusciti a farlo nel 2007 la prima linea. Oggi ci abbiamo, spero in tempi rapidi, che possano partire i lavori per la cosiddetta terza, che è Volta Barozzo. Quello che è inverosimile, se posso dire, è che la campagna elettorale che si sta profilando abbia ancora oggetto il tram. Devo dire che lo trovo insopportabile, perché è stato il tema che ha attraversato il dibattito del 1999. La Giustina Destro ha vinto con il no al tram come se fosse una cosa stravolgente, poi è stata costretta a farlo dopo il referendum del 2000. Lo stesso tema si è riproposto ancora nel 2014, poi nel 2017. Io dico, rassereniamoci tutti, è una struttura fondamentale per la città, lo prendiamo, facciamolo in tempi rapidi, questa è la vera sfida, non tanto sì o no, perché è una battaglia di retroguardia che appartiene al passato, mentre la vera sfida è
prima possibile dobbiamo averlo in modo tale da poter cambiare e proiettare la città in un'altra dimensione. Si è perso un po' di tempo secondo lei? Beh, direi sì, perché i soldi ci sono dal 2017, inizio 18. Io penso che oggi dovremmo già avere i cantieri, essere in via di conclusione almeno della seconda linea, però capisco, mi auguro che partano prima possibile. Bene, questa era anche l'opinione di Ivo Rossi, che abbiamo titolato Padre del tram, un tema che sicuramente tornerà nel dibattito cittadino. Alex, torniamo a parlare della grande solidarietà che abbiamo visto in questo momento, rivolta all'emergenza in Ucraina, e sono stati donati 100.000 euro, pensate, dalla Croce Rossa appunto per l'Ucraina, raccolti dai supermercati lì e dai suoi clienti. Vediamo. La solidarietà dai supermercati Ali e dai suoi clienti continua, donati altri 100.000 euro alla Croce Rossa italiana per aiutare la popolazione ucraina, che si vanno a sommare agli altri 100.000 euro consegnati a Padova il 10 marzo scorso, 200.000 euro raggiunti in appena 20 giorni e consegnati con un assegno ai 27 rappresentanti locali della Croce Rossa operativi in Veneto. Chi non ha donato è ancora in tempo a farlo. La raccolta fondi, la ripeto per chi avesse ancora possibilità e voglia di partecipare, consiste in una donazione di 100 punti di carta fedeltà che equivalgono a €1, che lì raddoppia portando a €2. Il denaro raccolto nei 116 punti vendita servirà alla Croce Rossa italiana per l'assistenza sanitaria, per l'acquisto di farmaci e di prodotti di prima necessità. Noi stiamo creando delle colonne mobili che vanno in continuazione verso l'Ucraina o Romania o Polonia, paesi limitrofi dove abbiamo dei centri di accoglienza. Oltre a portare farmaci e quanto viene richiesto in maniera urgente, poi recuperiamo sicuramente più persone possibili da portarle fuori da quello che è il campo di guerra. La Croce Rossa italiana, da quando è iniziato il conflitto un mese fa, è riuscita a portare assistenza sanitaria e sociale sia nelle aree di confine nell'ovest del paese, aiutando le centinaia di migliaia di persone in fuga, sia nelle aree del paese attualmente sotto attacco militare. Grazie a queste e a tante altre donazioni, gli aiuti potranno continuare. A livello internazionale, appunto, l'Italia ancora una volta ha dato prova della sensibilità e della vicinanza, purtroppo anche in situazioni così brutte come la guerra. E continuiamo, Sharon, a parlare della crisi ucraina, dell'emergenza umanitaria, dando voce e spazio ai cittadini di Vicenza che, di fronte alla possibilità, alla scelta se accogliere o meno in casa loro, ad esempio, dei rifugiati, dei profughi, guardate come hanno risposto. Un pochettino di aiuti qui ogni tanto li portiamo, perché so che sono stati raccolti generi alimentari, vestiti e altre cose che possono essere utili. Lei se la sentirebbe di ospitare una famiglia ucraina? Non avrei lo spazio, ma sì. Assolutamente sì, se avessi posto una grossa famiglia no, ma 2 persone volentieri, l'ho già detto, già anche parlato con persone ucraine che conosco, ma fortunatamente però nella necessità 2 persone posso ospitarle. Come no? Subito? E anche se fossi più giovane andrei a combattere, se avessi 40 anni in meno andrei già in Ucraina a combattere? Non c'ho il posto. Ok, però lo farei da piccola. Ecco, ha già dato qualche aiuto, ha intenzione di farlo? Sì, ci ho portato qui dei viveri. Lei ha già dato qualche aiuto? Certo, ho portato qui alla parrocchia con le mie 2 bambine, abbiamo portato l'aiuto. E ho preparato una trentina di pupassi che ho vinto con le slot machine nuovi, che li metto in un sacchetto per dare a Croce Rossa, chi va là, insomma. Ospiterebbe una famiglia di ucraini? No, non ne ho. Ha fatto qualche aiuto, magari ho portato... In altro modo, sì. Quando ho sentito quello che stava succedendo, così, ma proprio spontaneamente, senza tanti calcoli, ho detto sì. Li ha già a casa? Sì, no, li ho già ospitati come un primo intervento. Adesso le cose stanno cambiando perché c'è più organizzazione, c'è più... Comunque sono una mamma e 2 bimbe,
una di 7 e una di 2 anni. Certo deve partire tutto dall'alto, perché noi nel nostro piccolo aiutiamo. Perché adesso arriveranno, prima erano lontani, qui cambia anche il modo di ospitare, di essere vicino, e non è una questione di un giorno. No, credo di no, che non sia la questione di un giorno, che sia un impegno molto più lungo di quello che è stato previsto, però io penso che siamo un popolo bellissimo e che sicuramente riusciremo ad aiutarli. Sharon, oggi è il 25 marzo e non ci siamo dimenticati di una ricorrenza importante. No, compleanno di Venezia? Sì, oggi 25 marzo è il cosiddetto Natale di Venezia, giorno in cui secondo la tradizione, era il 421, sarebbe stata consacrata nell'isola di Rialto la chiesa di San Giacometto, a pochi passi da dove circa 700 anni dopo sarebbe stato edificato il primo ponte in legno. E questa è una data mitica, insomma, e sotto certi aspetti anche così un po' romanzata, però romantica per quello che riguarda la fondazione di Venezia. E poi Alex nel 1601, 1601 anni fa, ho sbagliato oggi con date e orari, non ci siamo, cioè devo un attimo, si delineava l'identità della gente che vive e lavora nella nostra regione, Alex, lo sapevi? Assolutamente. Le varie generazioni, chi si rifugiò in laguna per sfuggire appunto dietro vita a una storia straordinaria sotto ogni punto di vista politico, culturale e artistico. Venezia compie 1601 anni e rimane una città unica e irripetibile nel mondo. Auguri a Venezia. Auguri. Allora. E auguri al Veneto. Adesso aprirei di nuovo, ma per un attimo, la pagina di cronaca. Sharon, Sì. Dove andiamo? Andiamo un po' nella regione, perché ci sono stati furti appunto in casa, parliamo di furti in casa tra Trevigiano, Bellunese e Vicentino. I carabinieri di Feltre hanno recuperato la rifurtiva e invitano chi ha subito appunto furti negli ultimi 12 mesi a guardare queste immagini e a riconoscere se appunto tra queste immagini c'è qualcosa che le apparteneva. Vediamo. Un braccialetto con inciso il nome Massimiliano, gemelli d'oro, numerose catenine con ciondoli e pendenti, e poi anelli, un accendino d'oro e parecchi orologi, telefoni cellulari, portafogli e borsette, pure un paio di occhiali firmati. È un vero e proprio bazar di preziosi, quello rinvenuto dai carabinieri di Feltre nell'ambito di un'indagine sui furti in casa. Dopo un colpo in un'abitazione a Santa Giustina, nel Bellunese, i militari dell'Arma sono riusciti ad individuare 2 stranieri residenti in provincia di Treviso. Nelle loro abitazioni o nei luoghi di frequentazione è stata recuperata tutta la merce che vedete, probabile provento di numerosi furti messi a segno nell'ultimo anno tra le province di Treviso, Belluno e Vicenza. In un'auto, in uso ai 2 sospettati, sono stati rinvenuti anche diversi arnesi utili per scassinare porte e finestre, piedi di porco, martelli, un flessibile. I carabinieri invitano tutti coloro che hanno subito dei furti negli ultimi 12 mesi tra Trevigiano, Bellunese e Vicentino e dovessero riconoscere nelle immagini alcuni degli oggetti dei quali sono stati derubati a rivolgersi alla stazione dei carabinieri nella quale è stato denunciato il furto. E allora vi avevamo promesso degli aggiornamenti sulla notizia che vi abbiamo dato in apertura, insomma il forte boato a Camisano Vicentino. Leggiamo che si sarebbe trattato di un guasto nel locale caldaia della ditta Serial Dogs, insomma una forte esplosione, tanto fumo e immediatamente il pronto intervento dei vigili del fuoco. La situazione è comunque sotto controllo. Continuiamo con la cronaca. Andiamo a Cadoneghe? Andiamo a Cadoneghe, appello del sindaco di Cadoneghe al senso civico, perché sono sempre di più le biciclette biciclette a noleggio prese e abbandonate in giro per le strade. Vediamo. Sono già 4 in poco più di un mese le biciclette del bike sharing, il servizio di noleggio messo a disposizione dal comune di Padova, ritrovate abbandonate nel territorio di Cadoneghe, mezzi lasciati nascosti tra la vegetazione o addirittura lanciati nel fiume Brenta. Biciclette che potrebbero essere utilizzate solo all'interno della città di Padova, ma che avrebbero un problema di rilevamento satellitare che rende difficile individuarle fuori dalla città. Il comune di Cadoneghe segnala regolarmente questi episodi agli uffici padovani e rappresentano un danno economico per il servizio di bike sharing, ma anche un problema di degrado per la città. Il sindaco di Cadoneghe chiede all'amministrazione padovana di intervenire, ma naturalmente molto dipende dal senso civico di chi utilizza questo mezzo, che sta avendo un grande successo tra i padovani e che dà un notevole contributo alla mobilità sostenibile e alla lotta contro l'inquinamento.
Restiamo nel Padovano, precisamente a Padova, e parliamo di uno dei temi più caldi al momento in città, la Movida. Dopo gli esposti in procura, i residenti passano alla battaglia legale. Siamo in Piazza dei Signori, la vedete in queste prime ore del mattino brulicante di attività commerciali, di bancarelle del mercato. Lo scenario cambia alla sera quando si lascia lo spazio alla Movida. Una Movida, ma soprattutto gli eccessi della Movida, sono quelli contestati da anni dai residenti di Piazza dei Signori, che dopo esposti, numerose segnalazioni ai vigili e anche misurazioni di decibel per controllare il rumore provocato dalla Movida, hanno deciso di passare all'azione legale con una diffida. Il comune di Padova avrà tempo 30 giorni per azioni concrete, dopodiché i residenti hanno detto e hanno annunciato la battaglia legale. A seguire il comitato di Piazza dei Signori c'è l'avvocato Matteo Mion, che segue anche il comitato dei residenti del Portello, che nell'ultimo periodo anche loro hanno cominciato a segnalare gli eccessi della Movida, soprattutto il mercoledì sera. Dunque ci spiegherà tutto l'avvocato Matteo Mion di come sarà questa azione legale contro l'amministrazione comunale qualora non venisse fatto qualcosa per controllare l'eccesso della Movida. La diffida è già stata inviata al comune di Padova con la richiesta del risarcimento dei danni passati e presenti, perché per il futuro ci aspettiamo che cessi questa attività molesta. Dopodiché attendiamo una risposta del comune entro 30 giorni e se no è tutta intenzione delle persone interessate di instaurare una causa per danni. Abbiamo un precedente importante che è il Tribunale di Torino, che liquida tra l'altro una somma ingente di 40.000 euro per ogni persona che ha subito danni dalla mala Movida. Lei tutela due comitati, parliamo di Piazza dei Signori e anche del Portello. Le persone interessate sono una cinquantina. Io stesso ho invitato le persone a costituirsi in dei comitati. Ad oggi sono dei gruppi di persone che non si sono ancora costituite in comitato, ma l'interesse è quello proprio di costituire un comitato per avere una forza contrattuale nei confronti del comune. Tra l'altro, guardi, una breve replica, leggevo stamane le dichiarazioni dell'assessore Bonabina, secondo cui devono coesistere il diritto al divertimento e quello al riposo, e penso tutto sommato che in zone residenziali della città venga prima, mi perdoni, il diritto al riposo di quello al divertimento, che deve esistere, ma non può certo protrarsi fino a notte fonda, quando le persone che il giorno dopo lavorano devono poter dormire e riposare. Sharon, abbiamo tutti negli occhi le bellissime immagini con cui abbiamo aperto oggi il nostro Focus TG, il collegamento dalla Brenta con il nostro collega Ferdinando Garavello. E in Val Brenta adesso però dobbiamo raccontarvi di un episodio, una segnalazione che stona con tutto quello che è insomma la bellezza del posto. È un episodio che va stigmatizzato, una vera e propria bomba ecologica che un nostro telespettatore ci ha segnalato e che tanti volontari hanno sistemato, hanno disinnescato, tra virgolette. Vediamo. Siamo a Forte-Tombion, stiamo facendo la giornata ecologica del comune di Val Brenta e questa è la situazione. Una bomba ecologica, è così che Riccardo Zanella, presidente pro loco Cismon del Grappa, descrive il degrado ormai persistente da anni nei piazzali di sosta in zona Tombion e allo svincolo nord di Cismon del Grappa. Questa è una situazione di assoluto degrado e di indecenza, io non capisco come sia possibile una roba del genere. Qui si fermano gli autisti, evidentemente dopo non ce l'ho con gli autisti, forse saranno anche macchine. 65 volontari e più di 50 sacchi dell'immondizia raccolti nel comune di Val Brenta, proprio lì, a 2 passi dal letto del fiume. Come proloco di Cismon del Grappa io chiedo che questi esercizi, penso di competenza dell'ANAS, vengano portati a filo, perché non è possibile che i mezzi si fermino e succeda una roba del genere. E a proposito di ambiente vi raccontiamo una bella iniziativa nel Vicentino. Abbiamo messo in esposizione questo bancale per permettere lo scambio di piante e fiori nella cittadinanza. Chiunque può passare, se trova una pianta, un fiore di suo gradimento lo può prendere. Qualcun altro invece, se ha una pianta in più a casa, lo può depositare per gli altri.
Chi può metta, chi non può prenda. Il meccanismo è semplice, è quello già collaudato nelle tante iniziative di solidarietà durante la pandemia in tutta Italia per innescare una forma di libero scambio e offrire beni alimentari di prima necessità a chi si trova in difficoltà economiche. I cittadini del quartiere dei Pomari lo hanno mutuato in chiave green per accogliere l'arrivo della primavera, coordinati nel gruppo Facebook Alberi Felici Vicenza, e hanno allestito una struttura con bancali usati lungo viale pedonale Elsi, dove sui ripiani compare la scritta "Prendi una pianta fiore e lascia una pianta fiore". L'intento è quello di creare un libero e gratuito scambio tra le persone, condividendo la sensibilità verso l'ambiente. Lo scopo di questa iniziativa per richiamare l'attenzione del dono e di sapere comunque ancora regalare e donare agli altri quello che c'è in più. E poi l'ambiente delle piante, le nostre alleate preziose per una qualità di vita migliore nelle nostre città. E a proposito di immagini spettacolari, oltre insomma quelle di apertura, chiudiamo il nostro Focus TG con altre immagini spettacolari, quelle dei pianeti lontani che colorano Padova. Vediamo. Blu, verde, rosso e giallo. Scopri cosa ti passa sopra la testa guardando come cambia il colore la Torre della Specola. Il luogo tra i più suggestivi di Padova, sede dell'INAF, l'osservatorio astronomico, dal 23 marzo fino al 21 di giugno, giorno del solstizio d'estate, cambierà colore tutte le sere in base al tipo di esopianeti, ovvero pianeti che orbitano attorno ad altre stelle che nel loro apparente moto passeranno sopra la nostra città. Si accende ogni volta che un pianeta che ruota attorno a un'altra stella si trova sopra la testa dei padovani e quindi anche sopra la verticale della specola, e il colore identifica il tipo di pianeta extrasolare. Per esempio pianeti simili alla Terra, che oggi ne conosciamo di meno rispetto agli altri, sarà in colore verde, quindi sarà più raro. Poi ci saranno dei colori blu per pianeti simili al nostro Nettuno e giallo e rosso per pianeti simili al nostro Giove, in orbite in cui sono molto vicine alla sua stella o molto lontane. Sono quasi 5.000 gli esopianeti che sono stati scoperti fino ad oggi grazie al lavoro di ricerca degli astrofisici padovani. Tra questi mondi lontani, gli astronomi dell'INAF di Padova ne hanno selezionati 180, ossia quelli che transitano sopra la specola durante il periodo primaverile. E così, in base alle loro caratteristiche, la torre si colorerà diventando ancora più affascinante. Questa sera, come vedete, la specola è colorata di gialla, quindi l'esopianeta che sta transitando sopra di noi ha delle caratteristiche simili a Giove o a Marte. Il transito dell'esopianeta non è un passaggio, ma un movimento apparente di un astro causato dalla rotazione del nostro pianeta attorno al proprio asse. Di dare una caratteristica, diciamo, inusuale anche nel tempo, quindi nel momento in cui uno passa, e ogni sera cambierà leggermente perché si sposta di 4 minuti, alcuni esopianeti non si vedranno più dopo il tramonto, alcuni entreranno, la specola si spegne sempre a mezzanotte di ogni giorno e quindi cambierà ogni sera il momento esatto in cui si accendono queste luci, e anche per far vedere la diversità degli altri mondi e quindi incidentalmente anche per puntualizzare quanto sia unico e prezioso il nostro. I colori della specola saranno anche l'occasione per fotografare il monumento illuminato di verde, blu, giallo e rosso e poi rivolgere uno sguardo verso l'alto immaginando nuovi mondi. Che belle immagini, Alex. Bellissime immagini, abbiamo aperto bene e finito bene. Sì, io chiuderei rileggendo i dati Covid per chi non ci avesse seguito prima. Rileggiamo insieme? Li rileggiamo velocemente insieme, sono dati in leggero miglioramento rispetto a quelli di ieri. Dunque, il report di Azienda Zero ci dice che nella giornata di ieri, nelle ultime 24 ore, sono stati 6.868 i nuovi positivi intercettati, che portano il numero dei casi attualmente positivi in Veneto a sfiorare i 74.471 per l'esattezza. Le buone notizie dove arrivano? Arrivano da questi numeri che andiamo a vedere adesso, che sono il meno 14 per quello che riguarda le ospedalizzazioni in area non critica. Le terapie intensive crescono di una unità, fortunatamente è una crescita limitata. Purtroppo dobbiamo constatare ancora il numero di 5 decessi causa Covid. Alex, sono le 13.30, questa volta lo so perfettamente, precisissima. Preparatissima anche chiuderei sull'orario qua il telegiornale. Grazie a tutti voi e appuntamento a domani.